Io dovrei uscire di casa e questa è la situazione che se qua da altri, guardi qua, tutti fermi, questa via Camporese a senso unico, mi mettisce quasi una roba normale, uno che va via in casa, che già parte da A, è una cosa indecente. A quasi una settimana dalla riapertura delle scuole, col conseguente aumento dei mezzi di trasporto pubblico per non creare assembramenti di studenti, ecco che cosa accade in determinate zone di Mestre, minuziosamente documentato dai nostri telespettatori e residenti della zona. Qua siamo in via Enrico Pertini, ecco qua la situazione, doppia corsia, fermi qua, gente che non può più andare avanti e indietro, tutto a senso unico. Una cosa pazzesca qua ragazzi, guarda qua, bloccata la rotondina alle persone che devono andare a casa, bloccata la rotondina e un pullman fermo dall'altra parte, una cosa indecente. Vengono concentrati decine e decine di mezzi per la scuola, logicamente, che però intasano un quartiere intero. Non è che dobbiamo salvare la scuola e massacrare 5.000 persone che sono nel quartiere Pertini. Qui dobbiamo trovare un accordo come far funzionare sia gli autobus, ma anche come far respirare la gente del quartiere. Abbiamo decine e decine di autobus sempre accesi in fila davanti alle scuole e che creano indubbiamente un grosso problema di inquinamento. Oltre alla congestione di mezzi, infatti, l'altro grosso problema è lo smog. C'è una puzza di gasolio qua che muori in 2 minuti, entra 30 pullman in 3 secondi ed eccola in strada fermi perché non ci passano in due. Abbiamo contato 35 autobus, è un'enormità, è un'enormità. Spesso questi autobus sono vuoti, completamente vuoti, alcuni hanno 1 o 2 persone a bordo. Devo bloccare tutta via Camporese, una roba no, da allucinante. Dai cittadini arrivano anche delle proposte risolutive. Scaricare davanti al Famila i ragazzini e poi fare il giro per ritornare indietro sulla rotondina prima di accedere al quartiere. Altra soluzione è quella di scaricare i ragazzi, depositarli lungo la via Anselmi,